A Rossano Veneto c'è un bambino che ha bisogno d'aiuto. 6 anni, deve essere seguito 24 ore su 24 a causa di un problema di salute e lui adesso ha bisogno di avere più assistenza a scuola, un surplus di ore non coperte dall'ULSS 7 che fa sapere di aver predisposto misure sufficienti. Una situazione che vede la famiglia preoccupata e il comune di Rossano privo di responsabilità, avendo delegato la materia in questione proprio all'azienda sanitaria. Se parliamo di integrazione scolastica e quindi anche dell'assistenza a bambini con disabilità all'interno della scuola, tutti i comuni del Veneto hanno delegato all'ULSS di competenza appunto le deleghe per l'integrazione scolastica. Bambini con disabilità grave hanno diritti, naturalmente, hanno diritto di frequentare la scuola e di essere seguiti, ma una commissione apposita stabilisce con dei criteri fissati quante ore necessita ogni bambino. In poche parole, il comune non può impegnare altre somme su una materia delegata a un altro ente di competenza. Il comune non può rispondere perché non è di competenza del comune e non è un lavarsene le mani. Però la nostra amministrazione da sempre, se ci sono delle famiglie che necessitano di aiuti pomeridiani o di aiuti appunto per assistere i propri figli, purtroppo situazioni non ne abbiamo solo una, ne abbiamo anche altre, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Porte aperte dal comune di Rossano, ma dall'ULS l'azienda ha stanziato, come stabilito dalla legge, il numero di ore previste a sostegno del bambino, ma non bastano e non basta neanche dire abbiamo predisposto misure sufficienti perché per questo caso, per questo bambino, non è sufficiente. Dove la burocrazia si ferma, l'umanità e la sanità dovrebbero essere in grado di andare avanti e di dare risposte. I nostri microfoni restano, anche in questo caso, a disposizione di tutti.